Allora, con l'artista Tony Venzo, scultore, come mai oggi a Venezia, Tony? Beh, oggi è una grande giornata perché inauguriamo qua a Ferrofini con la mostra 444 Acqua e Fuoco con Marco Martalar, e questa è una meraviglia per noi perché arrivare a Venezia con questo progetto per noi è stato molto molto interessante. Ecco, cosa rappresenta, Tony, questo progetto per voi artisti? Abbiamo aggiunto al valore dell'albero qualcosa in più, cultura, e abbiamo cercato di portarlo, di innalzarlo e dargli valore. Questo sì. Ecco, 444 e 4 è un numero simbolico che per chi vive tra Altopiano e Val Brenta ha un significato preciso. Sì, è il numero dei gradini che ci sono, degli scalini, la scalinata della Cala del Sasso, a 4.444 gradini, per cui è da fare perché è molto molto bella. Cosa servivano questi 4.444 scalini? È da questo che vi siete ispirati, no? Per noi artisti è la cosa che ci ha uniti, proprio tra la montagna e la Valle del Brenta. Storicamente si sa che hanno costruito questa famosa tratinata per portare il legname dalla montagna al fiume, che poi navigava fino a Venezia. E quindi tu che sei dall'altopiano e diciamo Tony che è della Val Brenta, vi siete incontrati a metà strada a 2222 scalini. Sì, ecco, a metà strada, potrebbe essere il 2222esimo gradino. Sì, ci siamo incontrati a metà, però tornando indietro sono sempre 4.444. Sono sempre tutti da fare. Allora, acqua, fuoco, terra, insomma, dimmi. Abbiamo inserito gli elementi naturali, la parte nostra artistica, perché alla fine è questo, abbiamo messo insieme le nostre due caratteristiche. Io già inserivo nell'acqua del fiume le mie sculture per vedere le linee che si perdevano nell'acqua, e lui bruciava già le sue opere, per cui abbiamo collegato l'acqua, il fuoco e la calae di mezzo, e noi siamo qua. Insomma, tu con il legno hai un rapporto speciale. Purtroppo abbiamo visto anche quello che è successo a ottobre sull'altopiano, ma da qui noi ripartiamo. Tra l'altro questa mostra che viene inaugurata esattamente dopo pochi mesi da questo evento, per me è una cosa stata molto importante, ma ha anche cambiato un attimo a livello artistico questa cosa, perché quando sono salito il giorno dopo nei boschi ho visto questo enorme danno, mi è venuto in mente che dovevo quasi fare da tramite tra io e farlo sapere, perché le piante hanno come, io ho detto che hanno come urlato, e la natura si fa sentire in molti modi, e l'albero, la pianta, che io la sento da sempre, mio nonno era boscaiolo e io non potevo nient'altro che fare questo lavoro qua, però in maniera artistica, insomma. Sì, questo progetto racchiude due esposizioni importanti, e qui siamo a Palazzo Ferrofini, tra poco inauguriamo, e poi arriveremo al Carrezzonico il 22 alle 6 di sera di venerdì, e inaugureremo là. Apriamo due sedi espositive in pratica. Insomma, è un'occasione per venire a fare una gita a Venezia e vedere l'acqua e tutto questo legno che viene anche utilizzato a Venezia, oltre naturalmente le vostre bellissime opere. Cosa dici, Tony? Certo, se pensiamo a Venezia che è sostenuta dagli alberi, cioè, è fondamentale, la nostra arte si è inserita in questo, l'essenza, abbiamo cercato l'essenza. Questi alberi che sostengono Venezia venivano anche e soprattutto dall'altopiano. Praticamente l'economia dell'altopiano e della pedemontana in genere dipendeva totalmente dagli alberi. Praticamente i miei avi, si può dire che era il loro pane per sostenere praticamente Venezia con l'arsenale e tutto quello che veniva. Anche i palazzi dove ci sono le mostre. Con questo chiudiamo, grazie.